5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die. In collaborazione con Un ambiente raffinato, piatti gustosissimi, meravigliose pizze, trattoria da Gesuino. La riscoperta dei sapori. Trattoria da Gesuino, in via Torres 17 a Sassari. Sardalux, pellicole solari, vetri sicuri come la legge 626. Sardalux, le pellicole solari anche per la tua auto. Allora, questi lavori a che punto sono? Guardi, la villa è pronta, basta che lei arreda tutto come un milincemento armadio. In giardino le facciamo anche un bel campetto in calcetto struzzo, contenta? Si fidi di noi! Per i lavori di casa chiamate chi volete, ma per l'arredo scegliete Pin Arreda. Arredo e design con sconti fino al 50%. AECS, Associazione Italiana Cultura e Sport. Su 5 Stelle Sardegna, Die pro Die, ideato e condotto da Paul De Santi. Siamo in via Roma, a Sassari, alla libreria Coinè, e si parla di libri. Si parla poi di un libro che è appena uscito, proprio uscito ieri, Le mie canzoni per Itazenda. Si parla di Gino Marielli, commenti, aneddoti, ricordi, testi e traduzioni delle tue 68 canzoni e molto ancora. Cioè, cosa vuol dire molto ancora? Siamo partiti, io parlo sempre al plurale, in realtà questa volta sono partito parlando delle canzoni, ma poi inevitabilmente all'inizio ho parlato come commento di come è nata una canzone, poi ho parlato di un aneddoto di quando è successo, come è successo, poi ho iniziato a parlare dei Tazenda, delle cose interne anche, e poi ho iniziato a parlare di me. Alla fine ho parlato della mia infanzia, delle persone, dei musicisti che ho conosciuto, un po' di tutto. Alla fine si parla anche di spiritualità molto. Ma quanto è importante la spiritualità, la tua infanzia nelle tue canzoni? Ma ho notato, diciamo, forse questa è un'interpretazione che io do adesso a molte canzoni, che forse quando le ho scritte consciamente non sapevo nemmeno di preciso di cosa parlavano, tipo Una Lenu e Sole, che è una canzone che piace, forse una delle preferite dei nostri, di quelli che ci seguono. Però il testo è molto nebuloso, non si capisce bene. Analizzata adesso le ho attribuito un significato molto di ricerca spirituale. Questo respiro di sole è una cosa quel qualcosa che ognuno di noi cerca da una parte o dall'altra. Chi lo cerca in un tramonto, chi lo cerca al mare, chi lo cerca in chiesa, chi lo cerca nei libri, nella vita di tutti i giorni. E questi significati ci sono dentro, molto più di quanto si possano capire ascoltando le canzoni. Oggi è uscito, è zippato. Oggi esce fuori il tuo libro, facciamolo vedere ancora una volta, eccolo qua, Ginetto Marielli, Le mie canzoni per Itazenda. Ma oggi nasce il libro, ma le canzoni nasce prima il testo, prima la musica, prima l'idea? Perché questo arriva dopo. Dietro il libro l'ho scritto, forse questo libro è nato proprio grazie al fatto che moltissimi ragazzi, moltissime persone mi hanno chiesto: ma nasce prima la musica o il testo? Ed è una domanda un po' come quella dell'uovo e la gallina. In realtà io ho spiegato in questo libro che io ho condizionato tutta la mia vita con l'idea di scrivere canzoni. Qualsiasi cosa io vedessi o leggessi o facessi nella vita, pensavo sempre di poterla ridurre a canzone. Quindi il problema non è prima il testo, prima la melodia, prima nasce un'idea e poi a volte ho preso la penna, a volte ho preso... Certo, se sono in macchina prendo una penna e scrivo 2 parole, se sono a casa e ho la chitarra lì prendo la chitarra, a volte anche insieme, che è il massimo della fusione. Può anche... Sì, è il modo migliore, addirittura registrando, cantando senza scrivere con la penna è il modo più diretto. Tu nasci come musicista, cantante, pop rock, scrivi pop rock, poi un bel giorno nella tua vita nasce questo giocattolo, nasce questo mondo che è la sacralità, che sono le tradizioni, ma che sono quelle sonorità che poi vi hanno contraddistinto dal resto delle band in Italia e in Europa. Avete creato un vostro modo di suonare, avete inventato un suono sardo, anche se vogliamo. Ma come nasce questa voglia? Come è successo? Te lo dico, ma c'è anche scritto qua. Allora, io avevo una predisposizione naturale per la musica anglosassone. Mi piaceva moltissimo il suono, perché io ho sempre composto con l'inglese inventato, che è una tecnica poi che usano tutti. La lingua italiana mi stava un po' stretta perché parla troppo ed diventava un po' banale, secondo il mio punto di vista di 20 anni fa. Chiaramente adesso non la penso più così.
Le mie canzoni per Itazenda, commenti, aneddoti, ricordi, testi e traduzioni delle sue 63 canzoni e molto, ma molto di più ancora in questa seconda parte dell'intervista con Gino Marielli. Tu nasci come musicista, cantante, pop rock, scrivi pop rock, poi un bel giorno nella tua vita nasce questo giocattolo, nasce questo mondo che è la sacralità, che sono le tradizioni, ma che sono quelle sonorità che poi vi hanno contraddistinto dal resto delle band in Italia e in Europa. Avete creato un vostro modo di suonare, avete inventato un suono. Come è successo? Te lo dico, ma c'è anche scritto qua. Allora, io avevo una predisposizione naturale per la musica anglosassone. Mi piaceva moltissimo il suono, perché io ho sempre composto con l'inglese inventato, che è una tecnica poi che usano tutti. La lingua italiana mi stava un po' stretta perché parla troppo ed diventava un po' banale, secondo il mio punto di vista di 20 anni fa. Chiaramente adesso non la penso più così. Quindi mi mancava un qualcosa che mi impedisse di cantare in inglese, che non sarebbe stato naturale. Quando è arrivato il sardo, nella nostra possibilità, diciamo, all'inizio l'ho visto male, perché neanche quello mi suonava bene. Poi ho scoperto che sentendo alcuni dischi in sardo, ad esempio ho riconosciuto l'influenza che ha avuto l'album Fontana Frisca di Piero Marras. Poi scoprivo che gli U2, che esistono gruppi irlandesi che cantano nella loro lingua, che si poteva fare un rock pop melodico cantando anche in sardo. Chiaramente io, non essendo logudorese o barbaricino, il sardo me lo sono un po' inventato, infatti ci sono parecchi errori di grammatica che poi man mano nel tempo ho migliorato e ho corretto. Però ho cercato un suono, cercando di evitare anche certe cose che sono tipiche della lingua sarda, tipo tutte le U finali. Io ho sempre usato tutto al plurale. Cioè, non è in sos montonardos, sos disamparados, che suona un po' spagnolo, è più figo, no? Se fai al singolare, montonardos diventa abruzzese, libeguri. Quindi io ho cercato il suono molto su questo, ho usato un po' la lingua sarda, tra virgolette, come un registro, come uno strumento. E questo è stato uno dei contributi, che chiaramente poi il sound è merito di Gigi, Camedda, di Andrea, di tutti noi e anche coloro che ci hanno aiutato in quel periodo nelle realizzazioni. Potete trovare questo libro in qualsiasi libreria, ricordatevelo, Gino Marielli, le mie canzoni per Itazenda, ma qui, signori, c'è la vita veramente di un musicista, di un gruppo di amici che hanno, anche loro, portato grande la Sardegna in tutto il mondo, in tutta Europa. Grazie da parte di tutti noi sardi, grazie di cuore. Grazie a tutti voi, da parte nostra. Die pro die. In collaborazione con Sardalux, pellicole solari, vetri sicuri come da legge 626. Sardalux, le pellicole solari anche per la tua auto. Allora, questi lavori a che punto sono? Guardi, la villa è pronta, basta che lei arreda tutto come un milincemento armadio. In giardino le facciamo anche un bel campetto in calcetto struzzo, contenta? Si fidi di noi! Per i lavori di casa chiamate chi volete, ma per l'arredo scegliete Pinnarreda. Arredo e design con sconti fino al 50%. AECS, Associazione Italiana Cultura e Sport. Sardalux, pellicole solari, vetri sicuri come da legge 626. Sardalux, le pellicole solari anche per la tua auto.